Finalmente, dopo quasi 40 anni, l'incrocio della Tavernetta è stato messo in sicurezza. Questo grazie alle sinergie che abbiamo avuto con la provincia di Treviso e la regione Veneto, che hanno condiviso il progetto e confinanziato questa opera pubblica attesa non solo dagli asolani ma da tutto il territorio della Pedemontana e dell'Asolano. Questo è un nodo strategico, un nodo critico fino a questa mattina, che è stato definitivamente risolto. Grazie anche alla collaborazione, e lo voglio sottolineare, di altre aziende che hanno i vari sottoservizi che passano sotto i nostri piedi, nascosti. Forse non ce ne rendiamo conto, ma importanti, e penso all'acquedotto, quindi all'Alto Trevigiano Servizio, penso al metanodotto, quindi all'azienda API Reti Gas, penso anche ai vari canali di irrigazione, quindi al Consorzio Bonifica Piave, per non parlare poi di cavidotti elettrici e delle telecomunicazioni. Pensiamo che fino a 2 mesi fa chi arrivava dalla Castellana, da Castelfranco verso Asolo, aveva di fronte un muro verde bellissimo, ma adesso con questo asse si apre un quadro, cioè abbiamo una rotatoria con di fronte a noi il quadro del Monte Grappa. E con quest'opera abbiamo fatto una pista ciclopedonale che verso sud, che va a congiungersi con via Ca' Giupponi, quindi mettendo in sicurezza tutti i pedoni o i ciclisti che transitavano lungo via Ca' Giupponi, poi dovevano immettersi lungo la provinciale castellana. Ora, grazie a questa pista ciclopedonale, hanno la possibilità di percorrerla. Un attraversamento pedonale li metterà in collegamento lungo la Scavonesca Marosticana, sia verso Maser ma anche verso il sentiero degli Ezzelini.